cronaca, carenza di organico, proclamato lo stato di agitazione del personale amministrativo della Procura di Treviso. A breve potrebbe arrivare anche uno sciopero. La tragedia di paese fatale a Davide Pavan, un gravissimo trauma cranico, il primo esito dell'autopsia sul 17enne travolto e ucciso dall'agente di polizia. Accuse orchestrate per distruggere gli alpini, gli apprezzamenti alle donne dovrebbero esserne onorate. Ieri sera Focus l'ira di Giancarlo Gentilini per la bufera sugli alpini. Abbattono il cancello con un furgone e piazzano 2 auto rubate di traverso per scappare indisturbati. Colpo nella notte in un'azienda informatica di Mogliano. Ha rubato 2 bici da 1.000 euro l'una parcheggiate vicino all'oratorio della chiesa di San Lorenzo ad Arcade. Il ladro è un 15enne individuato dai carabinieri mentre cercava di venderne una. Mon presenta 18 nuovi bus ibrido metano elettrici, primi in Italia a circolare, ma i mezzi saranno dotati anche di dispositivi per la sicurezza stradale e dei conducenti. Zaia dice tolleranza zero verso chi aggredisce gli autisti. Non c'è pace per il capolavoro di Canova, un bimbo in gita stacca le dita dei piedi della statua, già danneggiata dal turista austriaco nel 2020, la denuncia di Vittorio Sgarbi che assicura danno lieve. Intanto, proprio in queste ore, l'inaugurazione dell'attesa mostra dedicata ad Antonio Canova al Museo Bailo, 150 opere dell'artista maestro del neoclassico. Telespettatori di Antena 3, buonasera e ben ritrovati. Il telegiornale di Treviso, dunque in primo piano una piaga sempre più grave che riguarda la giustizia, l'amministrazione della giustizia, la cronica mancanza di dipendenti, di lavoratori nel Tribunale di Treviso, in particolare la Procura. È stato proclamato lo stato di agitazione del personale amministrativo della Procura, una scopertura di organico del 40%, a breve potrebbe anche arrivare uno sciopero. Ci sono una serie di servizi che occorre garantire, è chiaro che si resta indietro, è chiaro che si accumula arretrato, è chiaro che come dire, a farne le spese sono i cittadini. La matematica non è un'opinione e i dati sono chiari. La pianta organica del personale amministrativo della Procura di Treviso dovrebbe contare 42 dipendenti, cifra già datata e insufficiente, ma la realtà è quella di appena 26 lavoratori, una scopertura del 38%. Cifre ormai intollerabili. Per questo, dopo un'assemblea, è stato dichiarato lo stato di agitazione del personale, preludio all'apertura di un tavolo in prefettura al quale i sindacati chiamano tutte le istituzioni. In gioco il funzionamento della giustizia. Ci chiediamo, attacca la CISL, come si possono assistere un procuratore e 12 sostituti procuratori con una insufficienza di organico così drammatica, dovendo peraltro assicurare allo stesso tempo tutti gli altri servizi e uffici, come le spese di giustizia, il dibattimento, le esecuzioni penali, il personale, il casellario giudiziario, gli sportelli per il pubblico. Un problema, peraltro, non recente. L'età media nella pubblica amministrazione, anche negli uffici giudiziari, lo sappiamo, è alta, la gente va in pensione, i pensionamenti sono una costante, le assunzioni che negli ultimi anni sono state fatte sono come gocce nel mare e tutto questo ha, diciamo, determinato questa situazione. E le risposte fino ad ora sono state irrisorie. La Procura fa delle richieste al Ministero, però non hanno portato a nessuna sorte. Il numero dei dipendenti rimane assolutamente insufficiente rispetto alle attività che deve svolgere. Concorsi adesso ce ne sono, però l'immissione in servizio non sappiamo quando avverrà. Per tamponare la situazione attuale, prosegue la CISL, si potrebbe attivare un interpello straordinario, una mobilità da altre amministrazioni o delle convenzioni, ad esempio con il Tribunale, per la gestione in comune di alcune incombenze. Diversamente sarà impossibile ormai garantire il funzionamento della giustizia in Tribunale con tutto quello che ne consegue. Abbiamo bisogno di un segnale forte, andiamo dal prefetto perché ci sia appunto questa istanza e tutte le istituzioni devono essere della provincia di Treviso coinvolte, quindi anche il comune, la provincia, la regione. Dunque lo stato di agitazione, primo passo di quello che potrebbe portare, se non ci saranno risposte, a un clamoroso sciopero del personale amministrativo della Procura. Intanto la giustizia va avanti, seppure a fatica. Parliamo della tragedia di paese fatale a Davide, 17enne, un gravissimo trauma cranico. Il primo esito dell'autopsia sul ragazzo di Morgano, travolto e ucciso dall'agente di polizia domenica sera. Giovedì la perizia cinematica sull'incidente. Sembra che il ragazzo sia morto sul colpo e questo secondo noi è insomma, una piccola consolazione ovviamente per la famiglia. È morto per trauma cranico in seguito all'urto. Un fortissimo, letale trauma cranico e una morte pressoché istantanea. Tra le lesioni riportate da Davide Pavan nello schianto di domenica sera,
quello alla testa non le ha lasciato scampo. A dirlo il primo esito dell'autopsia eseguita sul corpo del 17enne di Morgano, travolto dall'auto dell'agente di polizia Samuel Seno, messosi alla guida nonostante avesse un tasso alcolemico pari a 1,20. Un atto dovuto, quello dell'esame autoptico, chiesto dal PM per fare ulteriore luce sulla tragedia di Via Olimpia a Paese, dove la vettura di Seno, appena partito dopo una festa con i compagni del rugby paese, avrebbe invaso la corsia opposta centrando in pieno lo scooter di Davide, che stava tornando a Morgano dopo aver portato a casa la fidanzatina a Paese. Una ragazzina sconvolta e ancora sotto shock, seguita dagli stessi avvocati della famiglia Pavan. Avrebbe voluto parlare anche con il signor Seno, ma in questo momento c'è una situazione per cui il signor Seno non intende ancora parlare con la ragazza stessa, perché appunto manifesta ovviamente una difficoltà e un dolore che in questo momento gli impediscono appunto di parlarci. Intanto, per accertare ulteriormente la dinamica, la procura ha disposto per il prossimo 19 maggio una perizia cinematica. Cosa vi aspettate da questa indagine? Ma in realtà che si confermi effettivamente che il signor Seno abbia invaso la corsia opposta, di fatto tagliando completamente la strada al povero Davide, abbia di fatto cagionato a tutti gli effetti l'incidente e la morte del ragazzo. Inoltre sul corpo di Davide sono stati effettuati anche gli esami tossicologici. Il risultato si avrà però soltanto fra 60 giorni. Ancora la cronaca, ladri scatenati a Mogliano, 2 colpi, il più grave in un'azienda informatica. Hanno abbattuto il cancello di una ditta di commercio all'ingrosso di materiale informatico a Mogliano Veneto. Un blitz è messo a segno intorno alle 3 del mattino in via Tintoretto. I malviventi sono arrivati a bordo di un furgone e di un'auto di grossa cilindrata. Veri professionisti del crimine. Hanno posizionato di traverso altri 2 veicoli, risultati rubati poco lontano per guadagnarsi la fuga. La banda ha poi fatto irruzione nell'azienda a Brevi, impossessandosi di svariati computer portatili. Hanno caricato tutto il materiale nel furgone e poi si sono dileguati con gli stessi 2 mezzi con i quali erano arrivati. Un furto studiato nei minimi dettagli. Almeno 2, ma probabilmente anche più, i ladri che hanno messo a segno il colpo. Il modus operandi utilizzato riporta alla mente un altro furto compiuto lo scorso dicembre alla Smedice Salto. Anche in quell'occasione i malviventi avevano messo di traverso dei veicoli per agevolare la fuga. Non solo, ma la ditta Brevi di Mogliano già lo scorso anno è stato oggetto di un altro colpo molto simile. Il bottino della scorsa notte si aggira sulle svariate decine di migliaia di euro. Indagini in corso dei carabinieri della compagnia di Treviso, acquisite le immagini di videosorveglianza della zona. Serata nera a Mogliano, un altro furto è avvenuto nel pomeriggio. I ladri si sono introdotti presso lo stadio di calcio comunale danneggiando alcune attrezzature ed impossessandosi di vari indumenti sportivi per un danno complessivo superiore ai 1.000 euro. E poi 2 biciclette da 1.000 euro l'una rubate ad Arcade nello scorso fine settimana. È responsabile un ragazzino di appena 15 anni. Lo scorso fine settimana avevano parcheggiato le loro 2 bici bottecchia del valore di circa 1.000 euro ciascuna vicino alla chiesa di Arcade, ma quando sono tornati a riprenderle non c'erano più. I 2 proprietari hanno subito sporto denuncia ai carabinieri di Nervesa della Battaglia, che hanno avviato le indagini raccogliendo elementi che li hanno portati a individuare il presunto responsabile, un 15enne. Quando i militari lo hanno raggiunto, il ragazzino stava contrattando la vendita di una delle 2 bici vicino alla sua abitazione, dove successivamente è stato ritrovato anche l'altro mezzo. Entrambe le biciclette sono state restituite ai legittimi proprietari, mentre la posizione del giovane deferito in stato di libertà è stata posta al vaglio dell'autorità giudiziaria. Nell'agosto del 2019 aveva avvicinato una 76enne di Paese in bici, le aveva rubato la borsa che teneva nel cestino facendola cadere a terra. Un 49enne è stato rintracciato dai carabinieri ed arrestato per rapina aggravata. L'anziana all'epoca era dovuta ricorrere alle cure dei sanitari, mentre la borsa che le era stata rubata era stata successivamente ritrovata poco distante, priva di soldi e di documenti. Lasciamo per un attimo la cronaca, ci torneremo e torniamo a parlare della polemica, la bufera, insomma, la polemica sulle presunte molestie degli alpini e poi anche la richiesta con quella petizione online per sospendere le adunate. Il dibattito è sempre molto forte. Oggi, l'abbiamo visto nel telegiornale del Veneto, i governatori Zaia e Federica hanno detto le mele marce, chi ha sbagliato deve pagare, ma le adunate non si toccano, non si può colpire il mondo alpino, e che il dibattito sia forte lo
testimonia anche la nuova bufera che ha investito l'assessore regionale Ene del Mazzan, che in queste ore ha detto, tra le altre cose, se mi fischiano dietro sono contenta, quindi riferendosi a quegli apprezzamenti, insomma, alle donne che sono tra le accuse agli alpini. Ha detto, appunto, se mi fischiano dietro sono contenta. Si è scatenato un putiferio, il PD Veneto che ha parlato di parole molto gravi, il Movimento 5 Stelle che ha chiesto a Zaia le dimissioni. Il governatore non ha commentato, non ha voluto commentare dichiarazioni, dice che non conosco. Anche la CGIL ha sottolineato, stigmatizzato le frasi della Donazzan, che peraltro ha detto non accetto lezioni da nessuno. Frasi che però trovano manforte nell'alpino più famoso del Veneto, sicuramente della Marca, Giancarlo Gentilini, che ieri sera a Focus, nella trasmissione del direttore Luigi Bacialli, ha espresso tutto il suo sdegno per questa polemica. Sentitelo. Anch'io, quando andavo a sfilare e la gente ti veniva incontro, dicevo ciao amore, ciao bella donna, ciao, ma era una cosa che era insita nell'animo degli alpini. Ma fare questa campagna vergognosa, sporca, ma questo soltanto è un prodotto della sinistra che sta cercando di distruggere la nostra realtà alpina. C'è qualcuna che ha detto che ha avuto ha avuto espressioni sulla sua bellezza femminile, ma credo che fosse una cosa di cui una donna può sentirsi anche onorata, perché io non ho visto stupri di gruppo, non ho visto rapine, non ho visto niente quello che sta succedendo in ogni momento nella realtà italiana. Se qualcuno ha sbagliato deve essere punito, perché io non transigo con la giustizia, hai capito? Ma soltanto su queste offese che non hanno nessun fondamento è veramente da buttare alle ortiche. Io credo che sia tutta una cosa orchestrata da coloro che vogliono distruggere uno degli ultimi monumenti della italianità, perché io ho fatto 50 dunate in tutta Italia, non ho mai visto televisioni che dopo la dunata giravano a intervistare persone, donne, tutto quanto. Quindi io penso che sia una programmazione ben orchestrata. Sono state raccolte con una petizione 13.000 firme con l'obiettivo di sospendere per 2 anni le adunate. Credo che sia una delle follie dell'età moderna, hai capito? Quindi nessuna, dico al Presidente nazionale, non ti curar di loro, ma guarda e passa. Non meritano neppure di essere segnalati, meritano soltanto la discarica chi vuol distruggere l'alpinità e gli alpini. Queste le parole di Gentilini. Adesso parliamo invece di Antonio Canova. Prima di collegarci con il nostro Lucio Zanato, c'è un fatto incredibile successo oggi. Quasi 2 anni dopo, la cattiva sorte torna ad accanirsi infatti sulle dita del piede della Paolina Borghese di Canova. Un bimbo ucraino, infatti, in gita con i suoi compagni al museo della Gipsoteca di Possagno, si è messo a giocare con la statua tirando via le dita che erano state spezzate da un turista austriaco il 31 luglio 2020. Lo ricorderete, queste sono le immagini dell'epoca, che si era seduto sulla scultura per farsi un selfie. A denunciare questo nuovo incidente all'ANSA è stato Vittorio Sgarbi, presidente della Fondazione Canova, che appunto racconta di come una comitiva di bambini ucraini, ospiti della famiglia della zona, è andata a vedere la Gipsoteca e un bambino ha rotto di nuovo le 3 dita, ha spiegato Sgarbi. Per fortuna, dice, allora decidemmo di non fare le dita in gesso, abbiamo trovato un meccanismo che consentiva di farle smontabili e di avvitarle al piede. Il danno quindi questa volta, rassicura Sgarbi, è molto
molto lieve, siamo già al lavoro per la riparazione. Fortunatamente nulla di più di un brivido, ma certo fa scalpore un nuovo danneggiamento della statua forse più famosa di Antonio Canova, proprio nel giorno in cui Treviso apre una mostra evento su Canova. Lucio Zanato in compagnia del sindaco Mario Conte, a te. Un ruolo critico. Sì, buonasera telespettatori di Antena 3, buonasera Nicola. Sindaco, allora, la grande serata, finalmente l'inaugurazione di questa mostra voluta fortemente dall'amministrazione comunale, che è una mostra unica nel suo genere. Sì, assolutamente sì, mostra tra l'altro organizzata interamente in casa, quindi dai musei civici, che ringrazio, mostra nata in un periodo, forse il periodo più doloroso per la nostra comunità, in pieno lockdown con la pandemia, e quindi la soddisfazione di essere qui oggi ad emozionarci per questa grande mostra che ricorda Antonio Canova, una gloria trevigiana. È una mostra questa di territorio, non della città di Treviso, tanto che l'emozione è davvero forte e abbiamo voluto condividere questa emozione con tutti i cittadini della provincia di Treviso, perché domani e domenica la mostra sarà gratuita per tutti i residenti della provincia di Treviso, che avranno poi la responsabilità di essere i primi testimonial della bellezza dell'Antonio Canova e di questa mostra. Sì, però facciamo anche un po' di conti, perché il sindaco, è vero, dice facciamo promozione per i nostri cittadini, ma facciamo promozione del territorio con il turismo. Questa è un'ottima occasione turistica. Assolutamente sì, questa è un'occasione turistica importante per la nostra città, ma mi piace ragionare da territorio, perché Canova vuol dire anche Possagno, e vicino a Possagno c'è Castelfranco, c'è Asolo, insomma la ricchezza della città di Treviso sta nel territorio che la circonda, e qui accendiamo i riflettori sull'Antonio Canova e sulla città di Treviso attraverso delle opere d'arte straordinarie che vi emozioneranno, e quindi l'invito che faccio è quello di venirla a visitare, vedere poi tutte le bellezze che la città sa offrire, però di lasciarsi emozionare, credo che ne abbiamo davvero tanto bisogno. Ultima, più emozionato per Antonio Canova o per i tanti turisti che ogni fine settimana non solo invadono la città? Ma sono soddisfazioni grandi, perché se ritorniamo indietro di 1 anno e mezzo, 2 anni, ci ricordiamo la città vuota, il distanziamento sociale, la preoccupazione, il dolore. Oggi invece l'atteggiamento è completamente opposto, ci sono sorrisi, ci sono famiglie, ci sono stranieri, c'è arte, c'è cultura, c'è bellezza, insomma una città che emoziona e che mi emoziona in prima persona, sia le mostre che il grande flusso di turisti che, ricordo, sono arrivati a Treviso grazie a quella promozione fatta insieme al Consorzio del Prosecco e Ryanair. Bene, lasciamo andare il sindaco perché deve tra qualche istante tagliare il nastro. Mando un servizio in cui raccontiamo con i curatori la mostra, dopodiché avremo una battuta con l'assessore Lavinia Colonna Preti, perché altro, diciamo così, deus ex machina di questa mostra è proprio lei. Il servizio. 150 opere in 11 sezioni distribuite in oltre 1200 metri quadri per un percorso storico che va dalla fine della Repubblica Serenissima fino al 1850. E tutto questo e molto altro la gloria trevigiana di Antonio Canova, esposta al rinnovato Museo Bailo di Treviso. Un'esposizione che il curatore Giuseppe Pavanello descrive così. È un piccolo miracolo, perché fare oggi una mostra di scultura, e stiamo parlando di Canova, cioè uno dei più grandi artisti italiani, europei, mondiali, e quindi essere riusciti a farlo in tempi così ristretti, in questa situazione diciamo pure drammatica in cui abbiamo vissuto gli ultimi anni, gli ultimi mesi, è effettivamente un miracolo. Quindi Treviso può essere veramente orgogliosa di presentarsi sulla ribalta internazionale con una mostra del genere. Un percorso unico, fatto di 30 prestiti, ma soprattutto di tante opere che sono patrimonio dei musei civici di Treviso. Il senso è non solo tirare fuori dai musei, dai depositi, molte opere che non sono mai state viste prima, restaurarle e darle e metterle in visione al pubblico, ma soprattutto utilizzare un grande sforzo come quello di una mostra economico, di studio e di risorse come un volano per il territorio. Vogliamo che il visitatore venga a vedere la mostra ovviamente, ma torni qui anche dopo la mostra, perché qui potrà ancora tornare a vedere Canova, sia nei nostri musei che a Possagno, ad Asolo, quindi nel nostro territorio. Quindi una vera e propria rete di luoghi dedicati al Canova che rendono la Marca da oggi fino alla fine di settembre la meta ideale per chi vuole scoprire o riscoprire l'arte di questo scultore neoclassico, partito da Possagno e che ha conquistato il mondo. Ed è proprio ai piedi del Grappa che la sovrintendenza annuncia un importante intervento a salvaguardia del patrimonio canoviano. In 3 anni ci sarà una risorsa adeguata per il restauro che ci sta a cuore
dell'ala scarpa della Gipsoteca di Possagno. Stiamo parlando di quanti soldi? E sono circa 450.000 euro. Che rete di territorio, Lavinia Colonna Preti, Deus ex machina di questa mostra. Assolutamente sì, ovviamente ci sono le grandi opere, Amore Psiche, il Perseo trionfante, ma è anche una storia meravigliosa di territorio, perché pensate che in questa mostra sono raccontati circa 80 anni della vita canoviana di Treviso e sono raccontati fatti straordinari, per esempio l'Arco di Trionfo con cui Napoleone è stato accolto, la prima mostra dedicata a Canova dopo la sua morte, quindi è uno spaccato di vita trevigiana di 80 anni. E proprio per fare un parallelismo, in realtà questa mostra è anche una straordinaria storia di territorio, perché grazie a tutte le realtà private e non che ci hanno consentito la realizzazione di questa mostra, ma vedrete anche degli piccoli spunti, perché è un invito anche ad andare a vedere nelle altre città, ovviamente Possagno, ma anche Asolo, Bassano, Venezia, le altre città canoviane, andare a vedere le altre opere di Canova che sono sparse nella nostra meravigliosa grande Treviso. Grazie all'assessore Lavinia Colonna Preti, la lasciamo perché stanno per tagliare il nastro, il taglio del nastro ve lo racconteremo domani sera nel corso del telegiornale. A te la linea. Grazie davvero a Lucio Zanato e Nicoletta Rizzetto. Noi andiamo in pubblicità, poi di nuovo la cronaca. Rieccoci in studio in diretta, ripartiamo dalla cronaca e delle immagini dell'impressionante incidente stradale avvenuto ieri sera a Conegliano. Prima lo schianto, poi le fiamme che hanno avvolto entrambi i mezzi, ripresi dai testimoni atterriti per quanto stava accadendo. E l'arrivo in emergenza dei vigili del fuoco e dell'ambulanza del SUEM. C'è un 37enne grave in ospedale a Treviso dopo l'incidente avvenuto poco dopo le 21 di ieri sera a Conegliano. È il Centauro che si trovava in sella alla moto finita per cause da accertare contro una Golf guidata da un trentenne. L'auto stava per entrare nel parcheggio di un locale quando è sopraggiunta la moto dalla direzione opposta lungo la Ponte Bala verso San Vendimiano. Impatto violentissimo, il 37enne è stato sbalzato diversi metri in avanti, mentre in pochi istanti entrambi i mezzi hanno preso fuoco. Fiamme che hanno scatenato il panico tra chi si trovava lì e chi passava nei dintorni. L'automobilista ferito leggermente ha fatto in tempo a uscire dalla vettura prima che fosse troppo tardi. Molto gravi invece sono apparse subito le condizioni del 37enne Centauro intubato e trasferito d'urgenza in ospedale, mentre i vigili del fuoco spegnevano il rogo che ha distrutto auto e moto. Sul posto per i rilievi sono giunti gli agenti del commissariato di Conegliano. E di incidenti stradali, anche di incidenti stradali, si è parlato oggi alla caserma dei Vigili del Fuoco, di fronte 700 bambini. Con il naso all'insù per vedere Drago, l'elicottero dei Vigili del Fuoco, atterrare sul piazzale della caserma di Treviso. È stato il momento più emozionante per circa 700 bambini delle scuole primarie dell'infanzia della Marca trevigiana che sono tornati dopo lo stop forzato causa pandemia a visitare il comando provinciale di via Santa Barbara. I piccoli hanno visto da vicino i mezzi usati durante gli interventi e hanno assistito alle dimostrazioni pratiche simulate per vari scenari incidentali. In un momento in cui si parla dell'importanza della prevenzione contro le stragi sulle strade che vedono spesso vittime, giovani ragazzi, giornate come queste hanno proprio l'obiettivo di educare sin da piccole ai comportamenti corretti da adottare. Queste giornate sono pensate proprio per loro, i Vigili del Fuoco le organizzano frequentemente in modo che passino anche quei concetti sulla prevenzione e la sicurezza, sia in ambito domestico che in ambiti esterni, quindi anche quelli della sicurezza stradale, di cui c'è tanto bisogno in queste ultime settimane. Parlare di sicurezza fin da piccoli significa far crescere i bambini con una consapevolezza di quello che possono fare, di come si devono comportare, quindi queste iniziative sono importanti proprio per queste finalità. Alla giornata dedicata alle scuole, oltre ai Vigili del Fuoco, presenti anche i cinofili dell'Associazione La Marca con i loro cani fondamentali in caso di valanghe o terremoti e poi tutte le altre forze dell'ordine in prima linea nelle situazioni di emergenza. Complementarietà delle attività di soccorso, quindi divise diverse, uomini e donne con divise diverse che intervengono nei soccorsi, ognuno con la sua competenza, i Vigili del Fuoco, i volontari della Protezione Civile, i sanitari del SUEM 118, i carabinieri, la polizia e la polizia locale. Questo sistema non è scontato, funziona come una macchina complicatissima ma che funziona perfettamente. Ragazzi, ciao!
Parlare ai giovani ma anche parlare agli anziani. C'è un importante appuntamento domani dalle 10 alle 12 a Treviso al centro anziani di via Castello d'Amore. Ripassiamo le regole base del codice della strada e della convivenza civile, nella quale la polizia locale di Treviso invita anziani e pensionati ma anche un po' tutta la cittadinanza che vorrà partecipare a rispolverare proprio le regole da tenere sulla strada dalle 10 alle 12 al centro anziani di via Castello d'Amore a Treviso. Sicurezza stradale ma anche sicurezza degli autisti. Oggi il focus nel giorno in cui MOM ha presentato 18 nuovi autobus. Taglio del nastro per la presentazione di 18 nuovi autobus MOM ad alta compatibilità ambientale che dai prossimi giorni andranno a sostituire i mezzi più datati sulle linee urbane ed extraurbane. Sono autobus ibridi a metano e per quanto riguarda gli autobus classe 2 sono i primi ibridi a metano che circoleranno in Italia, quindi è una novità anche per l'Italia. Attenzione dunque al rispetto dell'ambiente ma anche e soprattutto alla sicurezza, a partire da quella degli autisti spesso vittime di aggressioni come l'ultimo episodio in ordine di tempo che ha visto un conducente ferito da una coltellata alla mano. Panic Button è il dispositivo installato sui nuovi mezzi che va proprio in questa direzione. E in caso di problemi di sicurezza all'interno dell'autobus può essere azionato dall'autista e le forze dell'ordine, i carabinieri, la polizia in tempo reale tramite le telecamere possono vedere quello che sta succedendo e quindi intervenire in tempi rapidissimi. Tolleranza zero verso gli autori di episodi simili è quanto chiede il governatore Zaia. Prefetto, tolleranza zero nei confronti di quelli che vanno a rompere le balle ai nostri autisti, perché non esiste che io debba vedere che abbiamo autisti che finiscono in ospedale, aggressioni o altre robe, e so che su questo avete fatto anche il coordinamento con le forze di polizia. Tolleranza zero. Ma i nuovi autobus sono stati dotati anche di dispositivi visivi e sonori per la guida sicura, che indicano se pedoni o biciclette sui lati destro o sinistra dell'autobus si avvicinano troppo. Nonostante le difficoltà di questi anni legate alla pandemia prima e ai rincari poi, MOM continua ad investire e a guardare al futuro, sia sul piano del parco mezzi sia su quello delle infrastrutture. Lo sport, il basket, Marcelo Nicola confermato sulla panchina della NutriBullet dopo il rush finale delle ultime 7 partite che ha guidato. Ora il coach argentino chiede una squadra affamata e che se la giochi con tutti, inevitabile dovrà essere ritornare sul mercato. Nessuno vuole soffrire, diciamo, come è stata questa stagione, quindi cercheremo di fare una squadra, la migliore squadra possibile. Sono tanti punti di domanda, da sapere se la squadra parteciperà a competizioni europee, di sapere anche quale sarà il budget e da lì in poi cercare di costruire. Dare una risposta ai punti di domanda che esistono e sono concreti, poi resettare e ripartire. Non c'è altro da fare per la NutriBullet, secondo Marcelo Nicola, e la prima pietra angolare del progetto deve partire proprio dal coach. Meglio quindi allontanare definitivamente le nubi di un futuro incerto che si erano addensate sulla panchina dell'argentino. Non un traghettatore di emergenza, ma il coach della stagione 2022-2023. Ufficiale la riconferma del tecnico sulla panchina ereditata da Max Menetti per le ultime 7 partite, che hanno visto un bilancio di 3 vittorie e 4 sconfitte, una gara da urlo contro la corazzata Milano, la salvezza matematica e addirittura l'illusione playoff. Un lusso visto come si era girata la stagione. Dunque guardare avanti e parlare con la società chiamata a mettere bene in chiaro dove cambiare e quanto affidarsi al mercato. Nicola la sua idea di team ce l'ha. Sicuramente una squadra che sia atletica, che sia una squadra con fisicità e che sia una squadra che sia competitiva, che abbia fame, che abbia voglia di lottare in ogni partita contro chiunque sia davanti. Una NutriBullet che non vuole più sentire i fischi delle ultime uscite dell'era Menetti e che oltre al fisico dovrà curare la mentalità. Sicuramente sì, bisogna che noi come squadra lottiamo, perché non ho dubbi che dopo il pubblico verrà dietro con noi. Come ho chiesto in queste partite ai ragazzi, non possiamo aspettarci che loro ci spingano, sennò che noi dobbiamo portare loro a spingerci. Tutto deve partire dal nostro carattere, dalla nostra personalità e dalla nostra voglia di metterci in discussione in campo. Come ogni venerdì vediamo che tempo farà nelle prossime ore, nel weekend, con il generale Iannicelli. Sentiamolo.
ancora un'altra pressione su di noi e un'altra pressione con caratteristiche diverse, va sistemandosi infatti sul suo centro sull'Europa, però Ciamma, come vedete dalla carta del tempo, da quella posizione nelle prossime ore farà scorrere sul suo bordo orientale un impulso di aria più fresca, ecco, aria fresca che si scontrerà con aria più calda, in questi giorni fa caldissimo su di noi, questo darà vita a qualche fenomeno di instabilità, qualche precipitazione, qualche piovasco anche a carattere temporalesco, ma è tutto veloce, sono temporali eventualmente di bel tempo, quindi in pratica prevediamo per domani inizialmente un cielo nuvoloso, poi diventa molto nuvoloso e c'è possibilità già nella mattinata di qualche fenomeno di instabilità, però tutto si conclude ecco, nella mattinata, in tarda mattinata, poi a seguire cielo sereno e così sarà domenica, un cielo sereno che ci accompagnerà anche per gran parte della prossima settimana, un peggioramento è previsto a fine della prossima, però questo è tutto da confermare. I venti saranno deboli con qualche rinforzo naturalmente domani in mattinata, le temperature minime rimarranno tra i 17 e i 18 gradi fino a 20 gradi, le massime domani subiranno un calo proprio per il cielo coperto nella prima parte, ma poi si porterà quindi 22, 23, 25 gradi anche, per da dopodomani 28 gradi e poi oltre 30 gradi per la prossima settimana. Per finire l'Alto Adriatico tende al poco mosso. È tutto. E noi andiamo adesso nel bellunese. Dalla cronaca ad aprire la pagina, la cronaca purtroppo di un'altra tragedia sulla strada. Nel pomeriggio lungo la provinciale della Sinistra Piave in comune di Limana, un motociclista di 61 anni di Canal San Bovio in provincia di Trento ha perso la vita nello scontro con un autocarro guidato da un 75enne di Limana. Testimoni raccontano di aver visto l'autocarro uscire da uno stop mentre sopraggiungeva la moto Aprilia diretta verso Feltre. Lo scontro è stato inevitabile e purtroppo fatale per Luigi Sperandino, il nome della vittima. Hanno cercato di rianimarlo invano un volontario della Croce Rossa che transitava proprio in quel momento sulla provinciale e un infermiere. Inutile anche l'arrivo purtroppo dei sanitari e dell'elicottero. La macchina dei soccorsi ha portato in zona i vigili del fuoco e i carabinieri di Sedico che hanno svolto i rilievi di legge. Ferito e trasportato al San Martino di Belluno per accertamenti il conducente dell'autocarro. Il turismo adesso, perché la provincia di Belluno ha da oggi il suo marchio distintivo, nuova veste per il brand che veicolerà la identità delle Dolomiti. Una lettera alla M a rappresentare le vette dolomitiche, un colore, quello del rosadire tra il rosso e il viola che illumina le montagne all'alba e al tramonto, un carattere che si ispira alla tradizione veneziana. A meno di 2 anni dall'avvio di un percorso che ha coinvolto le istituzioni, stamattina la provincia ha presentato il suo nuovo brand di destinazione turistica, un segno distintivo non solo per il territorio ma anche per chi ci vive. Risultato di un lunghissimo percorso, di uno studio molto approfondito che ci ha portato a questo. Ora dovremo essere bravi noi a veicolare e soprattutto sentirci come una sorta di marchio identitario. Un lavoro di squadra partito dall'accurata analisi di Tom Bancol, sviluppato da Roberto Locatelli, creato dallo studio Carmi Ubertis. Il brand mantiene il suo catenaccio The Mountains of Venice, un marchio figurativo e distintivo in linea con le direttive stabilite dalla Regione Veneto, che tanto ha fatto discutere ma che è uno stereotipo che aiuta, ha spiegato Elio Carmi. Spettacolare, avventuroso, autentico, culturale, i valori espressi che già da oggi iniziano a viaggiare sulle 4 ruote dell'auto di DMO che seguirà il Giro d'Italia. L'opportunità è proprio quella di lanciare il nuovo marchio Dolomiti Bellunesi che vedete oggi. È molto importante per noi lavorare su un'unica destinazione per valorizzare tutto il territorio. Ora si apre la fase burocratica, il marchio che sarà registrato per ora è utilizzabile da DMO, dai consorzi e dagli operatori turistici. Allo studio per i privati un regolamento. Lo faremo molto a breve. È importantissimo per la provincia di Belluno che i prodotti che vengono realizzati sul suo territorio abbiano questo marchio distintivo come capita in tutte le destinazioni turistiche. Le amministrative adesso, a poche ore dalla chiusura delle liste, andiamo a Cortina perché Gianpietro Ghedina ci riprova. Oggi pomeriggio il sindaco ha infatti presentato candidatura, lista e simbolo della squadra pronta al giudizio delle urne e un programma nel segno ovviamente della continuità. Noi siamo l'amministrazione che ha portato le Olimpiadi, quindi ci aspettiamo che il Paese ci dia ragione, ci lasci proseguire quel lavoro che abbiamo intrapreso ormai da 3 anni. Gianpietro Ghedina ci riprova e si ricandida alla guida di Cortina d'Ampezzo. Ghedina sindaco, la sua lista presentata questo pomeriggio è già depositata. Una squadra composta da 12 persone, 4 delle quali donne, già al lavoro nel segno della continuità. Prima di tutto c'è il Paese, le esigenze del Paese,
Le Olimpiadi sono sì un grande evento sportivo, ma sono soprattutto l'opportunità, l'occasione per crescere, riammodernarsi e l'opportunità di poter lavorare all'interno del nostro territorio. Questi essenzialmente i punti del programma di Gianpietro Ghedina, che si ripresenta dopo un quinquennio difficile caratterizzato dalla pandemia. 5 anni, ma direi meglio 3, però di estremo lavoro, una situazione pregressa molto difficile perché noi arriviamo dopo un commissariamento del Comune di Cortina, con una situazione difficile anche dal punto di vista contabile del bilancio. Oggi, spiega Ghedina, i conti sono a posto e la macchina amministrativa funziona. Un paese e anche una città, Cortina, che ha 5.800 residenti, ma che arriva a punte di 60.000 persone nei periodi di alta stagione. Una condizione che richiede servizi costanti e un surplus di lavoro. Il discorso della continuità è soprattutto per portare avanti, le Olimpiadi, che chi meglio di noi conosce, ma le Olimpiadi, come ho avuto modo molto spesso di dire, sono sì il più grande evento sportivo che l'Italia ospiterà nei prossimi anni, ma sono soprattutto l'occasione per riammodernarsi e per attrarre risorse. Risorse sì, chiosa Ghedina, mettendo al centro la sostenibilità e la bellezza del paese. I giovani meritano di avere progetti, idee, spazi e manifestazioni da sviluppare nella loro terra. Con Oscar De Pellegrin, sindaco, tutto questo sarà possibile, ha detto oggi a Belluno l'onorevole Luca Toccalini, deputato e segretario federale della Lega Giovani, durante l'incontro con il candidato della coalizione di centrodestra Oscar De Pellegrin. Rimettiamo al centro Belluno e le politiche giovanili, gli ha fatto eco De Pellegrin, che ha ringraziato il parlamentare accompagnato da una delegazione del gruppo della Lega Salvini Premier, città di Belluno. E poi con la presentazione della lista del Partito Democratico si è concluso invece il quadro ufficiale della coalizione di centrosinistra che sostiene la candidatura a sindaco di Giuseppe Vignato, appunto a Belluno. Il PD scende in campo con una squadra eterogenea che rinsalda le generazioni, lancia messaggi di rinnovamento e progetti ambiziosi per il capoluogo, capitale delle Alpi e delle Dolomiti. Arriva quasi sul filo di lana la presentazione della lista del PD, il primo partito con il quale il candidato sindaco Giuseppe Vignato ha iniziato a dialogare per la costruzione di una città che ambisce a riprendersi il ruolo che le spetta. Noi siamo molto soddisfatti per aver fatto un buon lavoro, finalmente era l'obiettivo che ci siamo posti fin dall'inizio. E l'abbiamo raggiunto. Anche se questo vi ha fatto perdere dei pezzi per strada? Purtroppo sì, ma le scelte alla fine, quando si fanno delle scelte ben precise, c'è sempre il rischio di perdere per strada. Ovviamente ci dispiace. L'auspicio di De Moliner, che del PD è segretario dell'Unione Comunale, che passate le elezioni le incomprensioni possano essere sanate. La pattuglia di candidati è l'espressione di un mix di esperienze e novità, dal volto giovane di Maria Chiara Roldo, 18enne vicepresidente della Consulta Studentesca, a quello del più saggio Mario Buttignon e delle decane Claudia Bettiol e Maria Teresa Cassol. Specificità della provincia, sanità, mobilità, trasporti e turismo, ma anche bilancio di genere e richiesta di rappresentanza degli stranieri in Consiglio Comunale. I temi del programma dei Dem compatti sulla candidatura di Giuseppe Vignato. Unità e coesione, le parole d'ordine. È un motto che deve sempre esserci tra tutti i quasi 130 candidati che ci sono nella nostra alleanza, per cui non perdano di vista questo discorso che è molto importante per poter battere il centro, in particolare il centrodestra cittadino. È tutto per questa edizione, grazie per averci seguito, vi lascio al meteo, arrivederci. Entra nel mondo Lolato. Da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia, laboratorio per la produzione di plantari e calzature su misura. Bentrovati al meteo. Un lieve cedimento della struttura anticiclonica favorirà l'arrivo di qualche temporale nel corso del weekend. Vediamo il dettaglio di sabato 14 maggio. Sul Veneto avremo un'alternanza di nuvole e rasserenamenti. Al mattino precipitazioni piuttosto diffuse. Di pomeriggio piogge in esaurimento in pianura, ancora qualche acquazzone invece in montagna. Temperature gradevoli, minime tra 14 e 17 gradi, massime comprese invece tra i 23 e i 26 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso avremo un ampio soleggiamento, sulla zona montana però probabili rovesci nel corso del pomeriggio. Temperature minime sui 16-18 gradi, massime sui 25-26 gradi.
Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Al mattino annuvolamenti con precipitazioni diffuse, come vediamo, ma in esaurimento al pomeriggio. Temperature minime intorno ai 17 gradi, massime sui 26 all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Busti, tutori e protesi di arto personalizzati. Ortopedia e sanitaria Lolato. A Treviso e Montebelluna. Lolato, soluzioni per star bene.